Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Andiamo a parlare quest'oggi di Napoli-Palermo il giorno dopo, perché bisogna parlare anche di questo Napoli-Palermo. Ho sentito molti, ma vi esaltate per una vittoria contro il Palermo che è a metà classifica in Serie B. Io rispondo sinceramente, sì, mi esalto e non mi interessa sinceramente. Mi esalto perché ieri abbiamo visto una formazione Napoli B, diciamo così, che nella passata stagione non c'era. Non c'era e quest'anno Conte si è proprio impuntato su questa cosa, poi come dirà dopo in conferenza stampa post partita, andremo a rileggere anche il post partita, non vi preoccupate, di Antonio Conte della conferenza stampa. Lui lo dice: abbiamo lavorato la prima parte di stagione senza centrocampisti, ne avevamo due e basta, invece ora avendo i ricambi a disposizione possiamo fare grandi cose. E questo è vero. Premessa, prima di partire il video: siccome guardate in tanti, anzi in tantissimi video, considerando un canale piccolo come il mio, che ha all'incirca 9200 iscritti, ma siccome li guardate in tanti questi video, ma non tutti sono iscritti al canale, non vi costa nulla, non è che vi mangiano se vi iscrivete al canale, lo sapete, io vi chiedo solo una cosa, tasto like e commento, e poi se mi volete supportare qui sul canale, iscrivetevi, è gratis, non vi preoccupate. Detto questo, partiamo subito, proprio per parlare di questo giorno dopo, no? Visto che ci sono stati anche gli scontri fra tifosi napoletani, tifosi palermitani, i palermitani sono entrati allo stadio con i fumogeni, con le bombe carta e altre cose. Allora, sinceramente, sapete come la penso io negli stadi, come devono essere. Proclamiamo tanto il modello Premier League in Italia, ma a livello di sicurezza in Italia, stammi in dammert. Perché voi mi dovete dire una cosa, io che sono stato allo stadio con Diego e c'aveva la Coca-Cola, Diego, no? La bottiglina di Coca-Cola presa fuori, mi hanno fatto togliere il tappo, perché potrebbe arrivare in campo, non so come faccia un tappo come faccia arrivare dall'altro lato, vabbè, a parte questo, me l'hanno fatto togliere. E poi vedo gente che entra allo stadio con i fumogeni, con le bombe carta, con i petardi, con questo e quello, ma come cazzo è possibile? Comunque io ribadisco, chi fa queste cose va allo stadio solo per fare casino, io gli darei il daspo a vita. Poi, naturalmente, con la tecnologia che abbiamo oggi, no? Negli stadi, no? Vai a vedere chi lancia il petardo, quello, vai, daspo. Poi ti faccio vedere come la smettono, perché in Premier League la faccenda Hooligans venne proprio rimossa con questo fatto degli stadi nuovi, perché le famiglie devono andare allo stadio. E ti faccio, tu che hai fatto? Cosa hai fatto? Hai detto quello marocchino, zingaro di qua, di là. Daspo. Non puoi nemmeno andare a vedere la terza categoria, è giusto in quel modo, è giustissimo. A parte questo, la partita di ieri, allora, sinceramente, gli unici che non mi sono piaciuti, poi fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti, secondo voi chi è il vostro preferito e chi è il peggiore. I peggiori secondo me sono stati due. Uno è Rafa Marin e mi dispiace per il ragazzo. Il primo tempo ha giocato benissimo, veramente giocato benissimo il primo tempo da parte di Rafa Marin. Il secondo tempo, io non so se era per il 3-0, il ragazzo è scomparso dal campo e ha iniziato a fare 2 o 3 cappellate. E questo è grave, perché se te inizi a fare le stronzate, vabbè, sei sul 3-0, un uomo in più, però non si fa. Rafa, non si fa, la spina non si stacca mai. E forse per questo Conte sta aspettando a mandarlo in campo, però la coppia Rachmani, buongiorno, ad oggi, scusatemi, sta dando veramente, veramente grandi successi ad Antonio Conte. Il secondo che vorrei bocciare, ahimè, perché io lo reputo uno che ci mette sempre l'anima, no? In mezzo al campo, è Mazzocchi. È Mazzocchi perché, ragazzi, ieri sera non mi è parso tanto brillante. Vuoi che la panchina gli sta facendo un pochino perdere quella verve di essere napoletano, però ieri mi ha deluso Mazzocchi, eh. Poi per il resto, se vogliamo dire il migliore in campo, io ti dico Conge per la doppietta. Il primo gol, vabbè, è una saponetta di Sirigu, ma il secondo gol è un grandissimo gol, come vi ho detto già ieri sera. Poi vabbè, ci potrei mettere McTominay per il palo, la traversa, ci potrei mettere Neres, che in 5 partite fa 4 assist e un gol.
ce ne sono tanti di buoni, però ci metterei pure Caprile, fra un pochino le delusioni, fra uscite azzardate, non dà tanta sicurezza. In questo momento non l'ha data con la partita con il Palermo. Poi ci sta che alla prossima, alla partita di campionato, ti esaltino e quindi staremo a vedere. Comunque, Conte ha parlato, no? E dice: l'approccio alla gara è stato importante, mi è piaciuto la voglia, la determinazione, anche la cattiveria, e la cattiveria che vi ho parlato ieri sera, perché nel secondo tempo, naturalmente, tu rimani un uomo in più. Cosa fa il Napoli? Non è che cerca di andare a pressare, no, tutti dietro la linea della palla, quando si prende palla si corre in avanti, non buttarci a capocchia, no, bene così, quello è l'atteggiamento giusto. È bello anche l'atteggiamento di Lukaku che quando entra fa l'assist, poi dice vicino a tutti quanti dai, perché lui voleva segnare. Lukaku voleva segnare. Volevamo passare il turno e ce lo siamo detti prima dell'inizio, ma ci sarà sempre da lavorare per migliorare alcuni difetti. Ma non so qui se ce l'aveva con Rafa Marin o con qualcun altro. In giocatore che ti ha stupito, McTominay molto bene. Fare delle classifiche di merito non mi piace. Quello che apprezzo del gruppo storico è che è composto da ragazzi per bene. Chi è arrivato come McTominay, Gilmour, Buongiorno, tutti, Spinazzola, si sono integrati benissimo. Lavoriamo bene e questo si può percepire in campo. E questo è vero, vedi proprio un gruppo unito quest'anno. E ribadisco, questo gruppo unito sembra un po' quello di Spalletti. Io non vorrei usare parole forti per alcuni tifosi, ma ragazzi, diciamoci la verità, questo gruppo qui potrebbe essere molto più forte del gruppo che c'aveva Luciano Spalletti. La butto lì, forse sto dicendo però vedi, anche quando Conte allenava l'Italia, prese una banda di raccattati di strada, scusatemi, gli fece fare un grandissimo gruppo. Vabbè, per lei facetto scemo, un po' per calcio di rigore, però quelli sono dettagli. Ecco, ieri quando il Napoli segnava, tutta la panchina, tutta, erano tutti ad esultare con i compagni. E questa è una cosa bella, è una cosa buonissima, no? Perché tu dici, hai visto? C'è affinità, il gruppo, si vogliono bene, il gruppo è unito, ragazzi, il gruppo è unito, come dice Conte. Quando arrivai all'Inter abbiamo lavorato tanto per ricostruire tutto, un po' come quello che sta capitando ora a Napoli. Stiamo ricostruendo su una vecchia base, i nuovi hanno portato energia nuova e sono ragazzi seri. A parte mi è piaciuto anche Gilmour, sinceramente, però avendolo Lobotka, Gilmour si è un po' più indietro con la manovra. Naturalmente giocano tutte e due mediane, quindi stanno un pochino più dietro, però vi devo dire la verità, non mi sono dispiaciuti. Quanto è importante giocare una volta alla settimana? Per me è molto importante, mi permette di provare diverse situazioni per farle entrare nella testa dei giocatori. Allora, questa è una cosa che vorrei soffermarmi un attimo, poi andremo un attimo su Rafa Marin perché parla anche di Rafa Marin. Tutte le volte che il Napoli vince una partita o la pareggia, come è stato con la Juventus la scorsa settimana, si va a puntualizzare che il Napoli fa una partita a settimana. Questo succede tutte le sante volte che il Napoli va in conferenza stampa. Allora, questa è una cosa che secondo me deve cambiare perché state rompendo i coglioni. Allora, quanto ci volete scommettere che il Napoli quest'anno, se riuscirà a vincere qualcosa, che sia Coppa Italia, che sia scudetto, verrà ricordato per il Napoli che non aveva le coppe. Questo successe anche alla stagione dello scudetto, dove tutti quanti dissero il Napoli ha vinto lo scudetto perché c'è stato il mondiale di mezzo e tutte si sono fermate. Stessa cosa capiterà quest'anno se il Napoli dovesse piazzarsi anche davanti a qualche squadra importante, Juve, Milan, Inter, per dirne qualcuna, e uscirà sto fatto. Il Napoli ha fatto il campionato buono perché c'aveva una partita a settimana, e questa è una cosa che sinceramente ha anche scocciato. Allora andiamo a parlare proprio di Rafa Marini. Dice: è un ragazzo molto applicato, è molto cresciuto fisicamente in questi 2 mesi e mezzo, sta lavorando tanto, mi piace la sua applicazione, è molto serio, gli chiedo di cercare di migliorare nella costruzione e ci lavoriamo. In una squadra come il Napoli, al di là della difesa, devi costruire tanto perché noi giochiamo
ma sono contento a 21 anni e ad ancora ampi grandi margini di crescita, e questa la Juve post partita che ha fatto Luciano Spalletti, Antonio Conte al termine di Napoli-Palermo 5-0. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e vi ricordo che se vi iscrivete al canale non succede niente, a voi non vi costa nulla, ma per me è importantissimo. Detto questo, ci vediamo più tardi con un nuovo video. Vediamo se far uscire un altro e poi portare il post partita del Milan. Le formazioni del Fantacalcio l'avete messe? Se non l'avete messe, andatele a mettere. Ci vediamo più tardi. Ciao.